Nel sud-est della Sardegna c'è il poligono militare più grande d'Europa. Una percentuale altissima di persone, 15 su 150 abitanti. La gente si lamentava di un aumento di tumori che colpiscono il sistema emolinfatico. Sono immediatamente. Minimo sono venuto a conoscenza sui 13-14 casi. Mi è capitato, era un pastore, era venuto A causa di questa malattia. 37 casi di persone che si sono ammalate di tumori. Polveri belliche, quando c'è un'esplosione in zona di guerra ma anche in un poligono di tiro, si creano delle temperature molto elevate. Più alta la temperatura, più piccole sono le polveri che vengono emesse e rilasciate. Cioè sono delle nanoparticelle. Le nanoparticelle possono dare tumore. Questo è il primo agnello malformato che mi hanno recapitato dalla Sardegna. Questa è la testa e al posto degli occhi abbiamo delle orecchie, quindi è un agnello che è morto appena nato.